Ed è buongiorno, buongiorno, buon inizio settimana e soprattutto buon anno, buon 2021. Siamo felici di aprire oggi la prima puntata di Io Compro Siciliano Live, il nostro appuntamento quotidiano delle 12. Anche per questo anno saremo insieme a voi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, naturalmente con le nostre consuete rubriche. Vi ricordo al giovedì, al venerdì, la rubrica del Chiedimi pure con Davide Modici al giovedì e al venerdì con Giuseppe Giorgiani, due founder manager di Io Compro Siciliano, e poi naturalmente il palinsesto rimane, ma con delle meravigliose novità. Eh sì, lo avevamo detto, oggi parte pomeriggio special con una presentatrice che fra poco faremo entrare, la conosceremo. Lei è nota al pubblico siciliano, ma non solo. Voce calda, sorriso smagliante, preparazione, professionalità, simpatia, insomma, siamo veramente felici ed onorati di avere con noi una grandissima professionista che sarà con voi tutti i pomeriggi alle 18 per pomeriggio speciale. Stiamo parlando di Cristina Ruffino. La conosceremo, eh sì, perché avremo all'interno dei due programmi base quotidiani, quello delle 12 e quello delle 18, avremo l'amore e la bionda, avremo Oriente e Occidente, Palermo, Catania, insomma riusciremo ad abbracciare tutta la Sicilia, ma come sempre raccontando il meglio e raccontando le eccellenze. Ci saranno tante novità, tante rubriche, e come sempre vi ricordo ancora, sempre nel palinsesto di Io Compro Siciliano, l'appuntamento del giovedì che rimane fisso con il grande Vincenzo Canzone, Sicily On Air, la musica nel mondo, tutte quelle che sono le connessioni. E quindi continuate a seguire anche Sicily On Air. E vi ricordo ancora l'appuntamento del sabato, perché ci dedichiamo alla cucina, ci dedichiamo ai prodotti del territorio, abbracciamo come sempre tutta la Sicilia con Io Compro Siciliano Chef, condotto dalla meravigliosa Alessia Smile and Food, la nostra ambasciatrice siciliana, l'ambasciatrice della cucina siciliana nel mondo. Ancora oggi abbiamo voluto formare, far partire questa puntata con le donne protagoniste, perché sì, abbiamo la Mora, abbiamo la bionda che è la nostra meravigliosa Cristina, poi abbiamo la rossa, eh sì, la rossa. Abbiamo oggi un'eccellenza siciliana, ve la racconteremo perché Farmaflo di Floriana Sergio è un'azienda a chilometro zero, anzi che dico a chilometro zero, a chilometro siciliano così come la definisce lei. È un'azienda di cosmetici creati proprio da lei. Ha voluto ritagliare uno spazio importante alla sua terra, ai suoi prodotti, creando questa linea eccezionale che troverete all'interno del nostro marketplace www.iocomprosiciliano.com, e così si aprirà la nostra Sicily Experience, la nostra esperienza siciliana, portando sulle vostre tavole, nelle vostre case, non solo i prodotti da degustare, ma anche l'artigianato, l'arte e prodotti importanti anche per la nostra bellezza, quindi collegatevi e sarà bello poter contribuire alla crescita della nostra Sicilia. Beh, noi siamo pronti con il nostro Gogol, iniziamo la puntata perché sapete, io compro siciliano, ambasciatori del sorriso, e quindi da poco abbiamo ricevuto questo bellissimo riconoscimento, quindi lo teniamo qui con noi. Siamo pronti per iniziare? Vogliamo iniziare nel nostro consueto modo per non perdere le buone abitudini. Grazie. 263.000 volte grazie, grazie sempre, grazie ancora, e noi continuiamo anche per questo 2021 a camminare velocemente. Vi diciamo che possa essere un anno ricco di sogni da realizzare, ricco d'amore, ricco di forza e poi di soprattutto tanto, 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 tanto lavoro. Bene, io sono pronta, sono felice di accogliere a braccia aperte lei, la grande protagonista del pomeriggio special delle 18. Abbiamo con noi la mitica Cristina Ruffino.
Ma buongiorno, buongiorno Katiuska, e grazie per la bellissima presentazione. Allora, io devo dire che per oggi pomeriggio sono veramente emozionata, davvero, e sono onorata davvero di far parte del vostro gruppo e di affrontare ogni giorno con voi un cammino diverso, un argomento diverso, perché come hai anticipato tu, insomma, sono tante le novità anche all'interno di Pomeriggio Special, quindi sono veramente molto contenta di far parte del vostro team, Di far parte della davvero. famiglia. Senti Cristina, tu sei una grandissima professionista perché così come diciamo spesso accade, sempre accade, dietro le grandi figure professionali c'è tanta modestia, tu sei veramente una Sì, ragazza molto per bene e grazie. ti conosciamo tutti, avranno modo anche il popolo di Io Compro Siciliano di conoscere Cristina. Cristina, lei è una voce meravigliosa, nota, perché lei ha iniziato giovanissima, tu hai iniziato praticamente a 14 anni, cioè Esatto, ero piccola, avevo 14 anni e posso dire che sono passati 30 anni da quando ho iniziato, così svegliamo un po' anche l'età, dai, chi se ne frega. io quasi Sì, ho iniziato a 50, quindi ormai siamo nel 2021, adesso quasi 50, quindi va bene. Ecco, ecco, va bene, quindi ok, perfetto così, guarda. Allora, ho iniziato, sì, come dicevi tu, Katiuska, veramente piccolissima, ma comunque la radio è stata sempre una mia grande passione. Io amo fare questo lavoro perché è diventato un lavoro, no? Si sa, la radio per alcuni è considerato un hobby, invece è un vero e proprio lavoro, quando lo si fa con passione, con amore, poi insomma è tutto più semplice, ecco. È E tutto da più oggi semplice. inizio questa nuova avventura. Pomeriggio Senti, stesso, tutti i pomeriggi, dalle 18 alle 18:30, ogni giorno ovviamente un corso diverso. Oggi inizieremo con la cucina, che è la cosa, iniziare ecco. con la cucina dopo aver mangiato di tutto. Oggi avremo sicuramente modo comunque di ritrovare insomma la cucina del passato, questo appuntamento fisso, no? La cucina dei ricordi, e con il nostro Mariano Carbonetti, che voglio salutare, che sarà il protagonista fisso, no? Del lunedì. Quindi ogni Che giorno salutiamo. tantissime sorprese, tantissimi ospiti, avremo la possibilità insomma di spaziare da un argomento all'altro. Un martedì si parlerà di nutrizione e benessere, il mercoledì l'appuntamento sarà con lo sport ricordiamo che è salute, quindi lo sport e salute sarà l'argomento del mercoledì, giovedì la moda con moda e tendenze, e poi il venerdì avremo la settimana in bellezza perché si parlerà di viaggi con la nostra bravissima Selina Alcalà, quindi faremo i viaggi di Io Compro Siciliano. Quindi sarà una settimana ricchissima di appuntamenti. Cristina, noi ti seguiremo, così come stavi dicendo Grazie. adesso, il lunedì c'è la consueta rubrica della cucina dei ricordi proprio alla Sì. cura dello chef Mariano Carbonetti. Oggi si inizierà quindi parlando di cucina, parlando di tradizione. Voi sapete tra l'altro che con Mariano Carbonetti abbiamo anche uno spazio dedicato all'interno del nostro marketplace, che abbiamo proprio le nostre belle ricette. Guarda un po', Cristina, Guarda là, cosa arriva. buongiorno, buongiorno. Buongiorno Eccolo alle là. conduttrici più belle e più brave del mondo. Ti Na vogliamo na bene, na. grazie Mariano, è troppo buono. Ciao. Viva la Sicilia e i Sempre. frutti della sua terra, ed è Sì. vero, viva la Sicilia e i frutti della sua terra. A noi ci piace raccontare, ti do subito la parola, vai Cristina. Sì. No, io lo farò ovviamente anche più tardi, però volevo ringraziare i due founder che mi hanno dato la possibilità di essere qui con voi, cioè il dottor Brice e il dottor Giorgianni, grazie davvero. Poi saluto anche l'altro E conduttore per arriva l'elenco del anche giovedì, che è il Vincenzo. messaggio di Buongiorno, Giorgianni. eccolo là. Sono lì, mi Buongiorno e stanno seguendo. benvenuto. Buon 2021 a Sì, tutti, dice il dottor sì. Giorgianni. E quindi, no, Cristina, guarda, meritato e ti dicevo, siamo veramente tanto felici di averti con noi. Saranno sempre appuntamenti differenti, tratterai tutti gli argomenti che poi sono quelli che ci interessano. Sì. Quindi un 2021 ricchissimo, ricchissimo, ricchissimo. Senti, Cristina, Sì. qualcosa che ti piacerebbe realizzare in questo 2021? Allora, io non ho, sai, allora io dico sempre, l'importante è stare bene e l'importante è che stiano bene le persone che amiamo. Poi, insomma,
se trova Principe Azzurro, perché no? Non si sa mai, no? Quindi vabbè, butto lì, però va benissimo così, dai. Ci piace, ci piace. Poi tra l'altro, sai, lo abbiamo anche detto, questo 2021 sia di buon auspicio per l'amore, per il lavoro, salute, Sì. prosperità in tutto e quindi noi siamo pronti affinché oltretutto anche sai il nostro Gogol penso che sia qui accanto a noi e sia arrivato in casa Io Compro un Siciliano a portare anche lui il sorriso, l'energia. Poi io dico, sai che cosa, Cristina? Che quando si uniscono tante belle forze e tante belle energie, c'è sempre qualcosa che si sviluppa. E quindi assolutamente io penso che questo 2021 sarà un anno veramente bello bello. Sì che lo sarà, guarda, uniamo le nostre energie positive, energia positiva chiama energia positiva dall'universo, quindi va bene, dai, cerchiamo di essere sempre con il sorriso e andiamo sempre avanti credendo in tutto quello che facciamo con buoni propositi, l'importante io lo dico è sorridere sempre e comunque, quindi ecco, perché la Assolutamente, positività porta assolutamente. sicuramente delle belle cose. Cristina, allora io volevo dirti a nome di tutto il popolo di Io Compro Siciliano, siamo tanto felici di averti con Grazie. noi. Ti seguiremo tutti i pomeriggi, mi Sì. raccomando, tutti i pomeriggi special e abbiamo una super, 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 super mega presentatrice con noi che è Cristina Grazie. Ruffino. Quindi non mancate perché saranno dei pomeriggi veramente molto intensi e soprattutto con tanti appuntamenti importanti. È Cristina, vero. meravigliosa Katiuska. fanciulla. Io a questo Grazie. punto, sai, ormai tu fai parte della famiglia di Io Compro Siciliano, però anche per te, perché lo ha fatto Sì. persino Vincenzo Canzone, il nostro amico Vincenzo Canzone, quando è entrato nella famiglia di Io Compro Siciliano, tra l'altro è anche un amico comune, anche Vincenzo grandissimo professionista, Cristina, Sì. quindi avremo tante, tante belle cose da fare insieme, soprattutto tante, tante cose e tanti spettacoli e tanti progetti legati proprio alle iniziative di Io Compro Siciliano, Bello. ma Cristina, non puoi Sì. mica, come dire, evitare il nostro consueto modo, lo sai già, certo che lo sai, certo, certo. Allora, Io compro compro siciliano. siciliano, ci piace. Signori, mi raccomando, da questo pomeriggio, pomeriggio special con la grande Cristina Ruffino, in bocca al A più lupo tardi. tesoro. Vive il lupo sempre. Ciao. Ciao, 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 ciao. E avete visto quanta bellezza, il suo modo così carino. C'è anche Monica, buongiorno, Monica saluta. Monica fa parte dello staff di Io Compro Siciliano. Volevo tra l'altro approfittarne per salutare tutto il team. Si comincia avanti tutta. Abbiamo Tirza Maria Girgenti, buongiorno, ciao cara, grazie per essere con noi. Abbiamo John Blandi da New York, ciao John, buon anno, buon 2021, buon principio di settimana. C'è Mauro Todoro, guarda Mauro, diceva buon principio di settimana, buongiorno Catiusca a tutti gli amici di Io Compro Siciliana, dice John da New York, ciao John, ancora auguri. Mauro saluta. Io ho qui il nostro Gogol, Mauro, che rimane perché anche noi, ambasciatori del sorriso, quindi siamo veramente tanto felici di aver ricevuto questo riconoscimento così importante. C'è Andrea Geriri da Londra, il nostro chef, buongiorno a voi e soprattutto un augurio per un 2021 super, è vero Andrea, un 2021 super per tutti. Ancora Monica dice viva le donne multicolor. Sì, perché dicevamo prima, abbiamo anche, oltre che l'amore, abbiamo in famiglia adesso anche la bionda, quindi mi raccomando da questo pomeriggio seguite pomeriggio special, ma abbiamo anche la rossa. Eh sì, perché in questa prima puntata di inizio anno abbiamo voluto queste donne che saranno grandi protagoniste e soprattutto ci piace come sempre raccontare la bella Sicilia, le eccellenze, quelle figure che hanno creduto fortemente e credono fortemente nella nostra terra, anche lì quando c'è da inventare qualcosa. Sì, lei è una farmacista, arrivato a un certo punto nella sua vita ha deciso di dedicarsi alla sua terra in un modo particolare e allora nasce Pharma
Flo. Signore e signori, abbiamo con noi oggi Floriana Sergio, in collegamento da Trapani. Ecco qui, buongiorno, Ciao, bellissima buongiorno, Floriana, buon buongiorno. anno. Auguri, buon anno. Grazie. Buon anno. Abbiamo voluto Floriana Sergio con l'azienda PharmaFlow, è presente all'interno del nostro marketplace www.iocomprosiciliano.com con prodotti di cosmetica a non chilometro zero, ma come ama definirli lei, a chilometro, Floriana? Siciliano. Chilometro siciliano. Sì. A chilometro siciliano. Noi adesso cominceremo questa bella intervista, Floriana, parlando dei tuoi prodotti, ma prima di arrivare ai tuoi prodotti mi piacerebbe, e tra l'altro devo dire, io le utilizzo assolutamente tutti perché sono naturali, buoni, efficaci e quindi io E li ho siciliani. sempre siciliani, li ho Brava. sempre con me. Adesso cominceremo a parlare dei tuoi prodotti. Ma prima di questo, Floriana, mi piacerebbe un attimo raccontare, perché tu sei, a me piace la tua figura, perché tu sei, Grazie. oltre che un'imprenditrice, sei una sognatrice, sei, sì, mi piace molto ogni volta che ho modo di intervistarti, raccontare al popolo di Io Compro Siciliano questa tua anche un po' magia. Ti vedo un po' come un personaggio, anche con i tuoi capelli, con i tuoi riccioli rossi, ti vedo un po' un personaggio particolare e quando Grazie. mi racconti questa tua storia, il cuore mi si riempie sempre di gioia. Vogliamo raccontare cosa succede? Tu sei una farmacista, arrivato a un certo punto. Allora, io sono una farmacista, nel senso mi sono laureata nel 2002 alla facoltà di farmacia a Palermo e da subito sono entrata nella farmacia di famiglia di mio nonno. Come farmacista, quindi ho avuto una lunga o media carriera dietro il bancone della farmacia, di questa farmacia che poi ho rilevato e che quindi ho condotto in autonomia. Quando io mi sono laureata ho terminato il mio percorso universitario con un obiettivo, che era quello un giorno di poter avere una mia linea di prodotti cosmetici, anzi di produrre, perché adesso ci sono tante linee che stanno nascendo come dei funghi di produzioni cosmetiche, ma che in realtà dietro hanno soltanto delle produzioni conto terzi. Io volevo proprio la mia azienda cosmetica. Quindi dopo 16 anni di carriera dietro il bancone ho deciso varie prove io già in farmacia avevo 2 laboratori, quindi avevo un laboratorio dedicato solo alla cosmesi e il laboratorio della farmacia. Quindi già dopo aver fatto delle prove, aver preso confidenza, aver ristudiato la cosmesi, perché io mi sono laureata con una cosmesi molto di sintesi, tra virgolette, mentre il mio approccio anche come farmacista è più verso il naturale. Quindi la mia cosmesi è totalmente naturale, vegetale o di derivazione vegetale. Mi sono decisa e ho fatto proprio una scelta imprenditoriale, folle, non lo so, ma io dico sempre che c'è stato un signore prima di me, un po' più grande di me e molto più famoso di me, che diceva stay foolish. Quindi nella vita bisogna sognare in maniera concreta e poi cercare in tutti i modi di raggiungere l'obiettivo, quindi il sogno, di concretizzare il sogno, farlo diventare obiettivo e quindi realtà. Io sono all'inizio, è già un paio d'anni che insomma, ho fatto questa scelta e da un anno sono sul mercato. Il mio core business è online, quindi i miei prodotti si trovano su www.pharmaflow.it o nel vostro marketplace. Ho voluto, essendo una farmacista con carriera dietro il bancone, mi è rimasta la propensione al consiglio,
io sono anche un ex blogger, quindi ho voluto mixare queste due cose sul mio sito, che ha una sezione blog di informazione e di formazione che man mano si arricchirà di contenuti. E anche sui profili social io cercherò di fare informazione e formazione. Insomma, Quindi, come non vedete, solo il personaggio io l'ho presentato assolutamente bene, perché cioè, Floriana, così come già da queste prime battute, avete capito quanta forza e quanta voglia soprattutto ha di portare avanti un progetto che ha un'identità ben forte, anche a partire, e adesso entriamo man mano all'interno proprio della tua linea. Partiamo dalla scelta dei nomi che chi femmina, Picciridda, Donna Picciridda Franca, e Donna insomma, Franca, sì. vedete già che c'è una identificazione già nel nome, che è un nome, cioè sono praticamente anche qui Un naming siciliano, sì, una assolutamente. presentazione già In di realtà questo. i nomi arrivano dopo aver definito per bene i prodotti. Caratteristica di Pharmaflow, quindi una delle stelle polari, a parte la naturalità e l'efficacia delle sostanze che stanno dentro ai prodotti, è che deve avere una matrice siciliana, ma non soltanto come, cioè non nel marketing. Anche da questo punto di vista ci sono tante aziende non siciliane che si fregiano dell'appellativo siciliano o che si fregiano del fatto di fare cosmesi siciliane. Poi basta girare il vasetto e di siciliano non hanno neanche i laboratori di produzione, le materie prime no. Quindi il mio concept è proprio fare tutto in Sicilia, perché io sto a Trapani, e utilizzare materie prime o provenienti direttamente dalla nostra agricoltura, quindi non so, l'olio d'oliva piuttosto che l'olio di vinaccioli o l'olio di fico d'India, e materie prime cosmetiche derivate dalla lavorazione degli scarti dell'agricoltura. Quindi per me due concetti molto importanti nella scelta delle materie prime è la provenienza, quindi che siano in Sicilia, che siano tipiche della Sicilia, perché per esempio il posto dell'olio di rosa moscheda che si trova in tante preparazioni antirughe, io ho trovato che l'olio di semi di fico d'India piuttosto che l'olio di vinaccioli hanno un assetto chimico molto molto simile e che quindi possono essere degli eccellenti stimolatori del collagene. E quindi ecco che nei miei prodotti troverai olio di semi di fico d'India e olio di vinaccioli. Esatto, questo dovrebbe essere Questo l'olio qui, Donna Franca. Sì. sì, questo è l'olio Donna Franca e Esatto. devo dire, io lo utilizzo già da qualche tempo. Floriana, te lo dico, tu ancora stavamo facendo le prove durante la nostra, prima di entrare in diretta, e Floriana non sapeva nemmeno appunto che io utilizzassi i suoi prodotti. Sono prodotti eccezionali e devo dirti, la bellezza è non solo nel restituire poi quelle che sono quello che tu adesso stavi dicendo, che sono poi le proprietà legate in questo caso all'olio di fico d'India, ma poi devo dirti, ti restituisce quella memoria, l'olfatto legata veramente alla nostra terra, al nostro Anche, sì, territorio che è. anche da questo punto di vista il mio prodotto è diciamo molto studiato, perché io volevo che chi usasse i miei prodotti avesse la sensazione proprio di prendersi una piccola parentesi siciliana. E Ed è devo dire così. che questo feedback mi torna indietro da chi acquista online i miei prodotti e magari è stato in Sicilia e soprattutto devo dire con gli oli, in cui gli oli essenziali di mandarino di ciaculli e di limone femminello hanno una nota danno la nota caratteristica, e il feedback è proprio mi ricorda quella vacanza o quella volta in cui sono stata
sì. In Sicilia, ed è vero, io lo confermo, questa è una cosa che vivo quando metto i tuoi prodotti. Senti, li hai in realtà detti in maniera veloce, ma mi piacerebbe che invece tu dicessi tutti i prodotti che utilizzi. E sono Sì. veramente tanti i prodotti a chilometro siciliano. Siciliano, sì. Allora, come oli, li ripeto, utilizzo l'olio d'oliva, che sia, lo prendo sia a Trapani che a Castelvetrano, quindi olive della Valle del Belice, l'olio di semi di fico d'India, l'olio di vinaccioli, e poi utilizzo parecchi estratti secchi, tra cui l'estratto di arancia rossa, piuttosto che l'estratto di foglie di cappero, piuttosto che l'estratto di foglie e nocciolino d'olivo, che ha un potere rigenerante e riparatore nei confronti dei danni causati dalla luce solare, dalla luce blu. Ho scritto proprio ieri, ho pubblicato un articolo sul blog sulla digital aging, cioè sull'accelerazione e la comparsa delle rughe e delle macchie della pelle causata dai nostri schermi, tablet, telefoni, anche dalle lampadine a LED a basso consumo, poi ho scoperto. Quindi ritroviamo come le note profumate l'olio di mandarino di ciaculli e l'olio di limone femminello. Anche per le profumazioni ho ricercato tanto sul territorio, finché ho trovato queste due note olfattive che mi piacciono tantissimo, che servono sia per profumare i prodotti, ma soprattutto riportano una efficacia, quindi hanno delle proprietà ben specifiche. Quindi l'olio di mandarino riattiva la circolazione e quindi permette un maggiore assorbimento anzi una maggiore attività degli attivi all'interno dei prodotti, mentre l'olio di limone femminello ha un'azione schiarente, e quindi ecco che mi va a lavorare in sinergia con gli estratti di foglie e nocciolino d'olivo nel recupero della bellezza della pelle, che magari è macchiata o è ingrigita dal fumo, dallo smog, oltre che dalla luce blu. Quindi Vedete, cari amici, quanto sia importante quando diciamo noi la scelta consapevole. Nella scelta consapevole c'è anche, come dire, la restituzione di quello che è la qualità di un prodotto e quindi di quelli che ne sono i benefici, così come adesso stava dicendo Floriana. Leggiamo qualche messaggio, c'è la nostra Selina Alcala. Celine, tra l'altro, prima di leggere il tuo messaggio, volevo dire buon anno a te. Noi ti vedremo all'interno della programmazione delle 18, perché al venerdì parleremo di viaggi, perché insieme a Cristina Ruffino ci sarà una rubrica dedicata ai viaggi di Io Compro Siciliano e Celine sarà proprio il nostro riferimento all'interno del format. Celine dice: non sapevo neanche che esistesse l'olio di fico d'India, sarà il mio prossimo acquisto, con assolutamente piacere. consigliato, confermo. C'è Franco Safina, Franco è un altro caro amico, lui è un bravissimo ceramista di Sambuca di Sicilia. Dice buongiorno, bentornati con la carissima Katiuska. Ciao Franco, buon anno a te, sempre professionale e in splendida forma. Grazie sempre per i consigli e le proposte di prodotti sempre di produzione siciliana. Franco, un grande abbraccio a te e complimenti anche per quello che fai. C'è Lucia Giannaula che dice buongiorno e buon lunedì. Ciao Lucia, grazie per essere con noi. C'è Tito Puleri, buon anno, ciao Tito, buon anno anche a te. C'è Salvo Bucchieri, il nostro amico che ci segue sempre dalla Francia. Dice buongiorno Katiuska e ospiti, un piacere rivedervi e soprattutto un buon anno. Un buon anno a tutti, Salvo. Ancora abbiamo Luca Scelfo, buongiorno, ciao Luca, grazie per essere con noi. E ancora Venera Scartaci, ciao cara amica, buongiorno Katiuska, buon anno a te, buon anno a tutti, buon anno anche a te Venera, buon anno a tutti gli amici. C'è Angela Portale, ciao a tutti, ciao Angela, grazie per essere con noi. Oh, c'è Vincenzo Canzone, in bocca al lupo.
Vincenzo, in bocca al lupo anche a Sicily On Air, ti seguiremo tutti i giovedì con questo programma che ha ottenuto veramente grande consenso di ascolti. E Vincenzo diceva naturalmente in bocca al lupo anche alla nostra Cristina Ruffino, perché da questo pomeriggio sarà protagonista dei nostri pomeriggi special. John Blandi dice felice 2021 a tutti. Matteo Magro, ciao, buongiorno, complimenti a tutti e auguri. Ciao Matteo, auguri e buon anno. C'è ancora Luca Leonardi che dice in bocca al lupo per un appuntamento a Cristina, oggi in live sulla pagina di Facebook e YouTube di Io Compro Siciliano, dal lunedì al venerdì alle 18. Dice bene Luca, la seguiremo. C'è ancora il nostro carissimo amico, il Faraone Palermo. Ciao caro, buongiorno carissima amicuzza Catiuscuzza, buongiorno a te caro. Bentornata, sei sempre splendida con il tuo sorriso, auguri, auguri a tutto il popolo. Anche a Cristina, bravissima conduttrice, e anche alla farmacista eccellenza trapanese Floriana, buonissima farma. Ancora i saluti da Federico Parisi, ciao Federico, grazie per essere con noi. Paolo Sant'Angelo, buongiorno, abbiamo tanti amici che salutano in questa prima puntata dell'anno. Floriana, cioè grazie a Ricci, sempre siciliano, e devo dirti per me è sempre un grande piacere poter leggere i loro messaggi, perché ci sono e per noi è veramente un grande segno. C'è brava Floriana, un messaggio che arriva a te da Mauro Todaro, il nostro ambasciatore del sorriso. Amalia Lopinto, buongiornissima e felice giornata a tutti. Ciao Amalia, buongiorno. Abbiamo ancora Franco Safina, bentornati, sempre, questa l'abbiamo già letto e adesso invece andiamo verso la chiusura. C'è Salvo Algeri, complimenti, questo è sorriso per il PIL siciliano, my gogol, sì, eh sì. Abbiamo Lidia Prestana, buongiorno a tutti, per fortuna sono tornati gli oli di una volta, dice Lidia, ed è vero, adesso Floriana lo stava dicendo. Senti Floriana, noi stiamo andando a chiusura di questa puntata, siamo veramente felici di averti avuto ospite perché è sempre un piacere parlare con te. Diciamo a tutti, è importante la scelta di utilizzare prodotti siciliani, a maggior ragione quando viene fatta con coscienza e quando c'è la qualità e l'eccellenza del prodotto. E devo dire, in Pharmaflow c'è proprio questo. Vi ricordo che potete trovare tutta la linea di cosmetici all'interno, prodotti naturalissimi all'interno del nostro marketplace www.iocomprosiciliano.com. Bellissima Floriana, noi ti ringraziamo come sempre per portare. Un'ultima, sì, una precisazione. Mi piace molto rispondere alle richieste, commenti, quindi qualsiasi dubbio, qualsiasi chiarimento o richiesta di consiglio io sono disponibile, quindi scrivetemi pure sulle pagine dei miei social, mi farà piacere darvi consigli e rispondere ai vostri dubbi. Grazie Floriana, grazie Pharmaflow. Senti Floriana, chiudiamo come sempre, io dico a tutti gli amici, mi raccomando, ci vediamo domani puntuali alle 12 come sempre, questo pomeriggio special alle 18 con Cristina Ruffino. Floriana, vieni un po' più avanti, meravigliosa amica, innanzitutto buon anno, buon 2021. Sì, poi che sia un 2021 ricco di sorprese, buone. Sì. Ricco di sorprese, ricco di sogni. E soprattutto io compro siciliano. Ci piace, grazie Floriana, ciao, grazie a tutti, grazie come sempre, buon anno, buon 2021, sigla, ci vediamo domani, ciao Floriana!